Di Roxana e Selma, le due tredicenni residenti a Riese Pio X, sparite da casa sabato, ancora nessuna notizia e cresce la preoccupazione in paese. I carabinieri stanno seguendo tutte le piste possibili, si parla di un allontanamento volontario da casa dopo una discussione in famiglia, non avrebbero portato con loro né abiti né denaro, i genitori sono disperati. I militari hanno iniziato proprio da Castelfranco Veneto, prima destinazione delle due amiche che frequentano la scuola media di Riese. Hanno acquistato i biglietti sabato in questa rivendita nel quartiere Longhin, uno dei luoghi maggiormente frequentati dalle due ragazzine, come conferma Luca Valerio, gestore della tabaccheria dove Roxana e Selma si sono recate sabato. L'hanno comprato qua il biglietto per Castelfranco? L'hanno comprato qua, sì. Tutto qua. Chi è che c'era? Soltanto una delle ragazze, quindi non so altro che dirti. C'è molta preoccupazione ora in tutto il paese. Stanno già lavorando in tanti, quindi vuol dire che siamo nelle mani giuste. Lei le conosce? Le Più che cose altro vengono qua? abitano qua, ecco perché. Quindi se abitano qua, giocano, stanno sempre qui nei dintorni. Quindi come tutti i ragazzini che vengono a giocare, c'è possibilità di giocare, insomma, c'è un bel parco, quindi è sicuramente qua il posto dove È un punto di ritrovo per tutti. sicuro. Quindi c'erano, speriamo che tornano, speriamo, che sono in tanti che lo sperano. Anche dal sindaco di Riese forte apprensione e la speranza che tutto si concluda nel più breve tempo possibile. È un fatto molto grave, siamo in contatto costante anche con il comando dei carabinieri di Riese Pio X per avere informazioni che al momento non ci sono. E a proposito, il sindaco lancia direttamente alle due ragazze un appello attraverso le nostre telecamere. Se dovessero sentire questo appello che insomma, ci ascoltino, che ritornino a casa o quantomeno diano qualche segnale dove si trovano, dove sono.